Venite gente che in piazza si va, un grande spettacolo c'è. L'edizione 2023 di Yes Loss and Nativity, dedicata agli episodi della vita di San Francesco, si è aperta con un messaggio di pace, unità e accoglienza trasmesso dai giovani della città ai frati del Sacro Convento di Assisi per raggiungere Papa Francesco. Quest'anno infatti le due città sono unite dalla figura del santo a 800 anni dalla creazione, da parte del poverello d'Assisi, del primo presepe della storia a Greccio. Quest'anno associamo il nome di Jesolo a quello di San Francesco, figura attualissima, figura affascinante che ci permette di esplorare alcuni temi come quelli dell'ambiente, della sostenibilità, come quello della tolleranza e del dialogo interreligioso, anche e soprattutto poi quello della pace dopo la scorsa edizione che era dedicata integralmente alla pace. Vogliamo che Yes Loss and Nativity siano anche un momento in stretta correlazione con la comunità, a partire dalle giovani generazioni. Quest'anno, grazie all'associazione Monsignor Marcato, siamo rientrati nelle scuole, abbiamo cercato di portare il messaggio dell'incontro con San Francesco, e da questo messaggio è arrivato appunto un grandissimo lavoro fatto dalle nostre scuole e dal gruppo degli scout, un messaggio di pace che speriamo possa arrivare fino a Papa Francesco. È davvero molto bello essere qui e avere intessuto questo rapporto con la città di Jesolo. Siamo felici che anche ad Assisi il San Nativity arriva con la costruzione di un presepe bellissimo, anche lì è in costruzione ancora, quindi davvero è la bellezza che viene messa in evidenza, che viene realizzata, quella bellezza che salverà il mondo, qualcuno ha detto. Tu che ispiri e diffondi. Dopo il taglio del nastro si è svolta quindi la visita alle opere di sabbia che raccontano la vita di San Francesco d'Assisi attraverso 12 episodi chiave rappresentati da 14 artisti provenienti da tutto il mondo, scultori professionisti coordinati dal nuovo direttore artistico della manifestazione, il canadese David Ducharme. Abbiamo l'idea generale di quella che è l'argomentazione da sviluppare e poi i vari episodi vengono proposti da ogni artista appunto con un bozzetto che dimostri appunto quella che sarà la composizione. Partiamo dalla costruzione di un grandissimo blocco di sabbia che viene appressata all'interno di casseforme. Una volta arrivato lo scultore disarma appunto queste casseforme in legno e scolpisce togliendo il materiale fino ad arrivare appunto a quella che è la scultura finita. Una delle arditezze appunto che si possono ammirare quest'anno nelle nostre opere è la verticalità, quindi gli artisti che hanno lavorato proprio fino al limite a riuscire a creare questa tridimensionalità del blocco di sabbia scavando molto in verticale le opere. Il presepe rappresenta il bisogno di ritrovarsi sempre, di ritrovare le radici continuamente. Abbiamo bisogno di segni molto evidenti anche nella nostra vita. Il Figlio di Dio che si incarna è l'evidenza del divino che viene a incontrare l'umano e che viene in mezzo a noi.